Bello. Con che cosa chiudiamo questo primo intervento? Questo primo argomento con un classico, la barzelletta del carabiniere. Sai che non si può fare a meno di raccontare barzellette. Mi stanno tagliando, Sciano, che devo fare? Raccontala. Mi sento puntato. Raccontala. Posso, dopo ne facevi conti? No, posso raccontare? Sì. A voi vai spiego dopo, non è un problema, non si preoccupi. Poi, vabbè. C'era questo carabiniere che, pensate, ha una grande fortuna di fare finalmente un 13 al Totocalcio. Ma non un 13, maestro, perché dico così, di circa 3 miliardi di vecchie lire. 1.600.000 euro, per cui ci canciava la vita, no? Ovviamente. Noi facciamo le barzellette, facciamo le battute, ma non dobbiamo dimenticare che il carabiniere fa un lavoro difficile, pericoloso, che ha uno stipendio normale, no? Come tutti gli altri, per cui con 3 miliardi in mano, come chiunque altro, sentisse l'uomo più ricco del mondo, no? Maestro, lei sa cosa fa un carabiniere che fa un 13 da 3 miliardi come prima cosa? Glielo dico io. Un carabiniere che fa un 13 da 3 miliardi come prima cosa si rape una casemma e si mette a conto so che carabinieri. Questo, anziché fare sta cosa, cominciava a cattarsi tutto quello che non aveva avuto dalla vita, no? Per prima cosa una bella villa, perché uno che lavora onestamente, quando piglia soldi che sono inaspettati, il primo pensiero è per la famiglia, il contenitore della famiglia, la casa. Per cui si accattava sta villa di 3 piani, col giardino, la piscina, la mansarda arredata in arte povera, che le donne conoscono, vero signora? Si chiama povera ma costa un fottio di soldi, lo so. Cominciava a accattare mobili antichi, quadri importanti a sua moglie, ci accattava la pelliccia perché la desiderava da una vita. Tutte le amiche l'avevano, io non l'avevo avuto mai. Quando suo marito ci disse: cara, ti faccio il visone, ciao, passo che ci pungiava la faccia tanta perché poi capivo che non era il visone, ma era la pelliccia vera e propria, che era di piro, no? Quando capivo, essendo donna, una volta che c'aveva la pelliccia, signora, non c'è questa competizione tra donne. Dopo 20 anni che io non l'avevo avuto mai, ce la va a fare vivere dalle amiche, ce la va a fare a dannazza. Per cui magari che ero 4 d'agosto, questo cauro, la signora si metteva la pelliccia, squagliava come se i miei capiti pisciate da surura, ma si fa mettere la pelliccia. Se ne scendeva a mare lì, che zoccoli, la pelliccia, perché ce la va a fare vivere dalle amiche. Un giorno il marito, carabiniere, non lo dimentichiamo, in borghese, era in giro, stava facendo shopping, che ormai non si fa più la spesa, si fa shopping. Siamo in Europa, dobbiamo imparare a parlare l'europeo. La spesa uguale, shopping. Un focolaro, barbecue, signora, barbecue. Signora fece un'espressione come dire, ora un arrostemo, un do barbecue, signora, ci cangiano solo il nome. Lui era in giro, faceva shopping, vede questa insegna che lo colpisce, ottica. Dice, pure è vero, bello paro d'occhiale come dico io, non ce l'hai avuto mai. Entra in questo negozio di occhiali, il commesso, come ho visto, dice, prego signore mi dica, senti, ci vorrei un occhiale, una cosa bella, elegante, raffinata come a mia che sono raffinato. Dice, certo signore, abbiamo una montatura appena arrivata, dell'ultima collezione Calvin Klein, placcata in oro, per lei 700 euro la montatura. No, forse non mi sono saputo spiegare, no, non è che non mi piace, bello, c'è un occhiale elegante, bello modello, c'è però mi pare un occhialino, c'è una cosa così, 700 euro, vorrei un occhiale un poco più, come si dice in italiano, citrigno, un occhiale pusello, mascolo, esclusivo. Se vuole qualcosa di esclusivo, allora cambiamo totalmente genere. Questo è un Cartier in oro massiccio, arriva direttamente da Parigi, per lei 1.800 euro la montatura. No, allora è lei che non mi sta capendo, non è che sogno io che non mi saccio spiegare, non è che io vengo qua per perdere tempo, sono venuto per un occhiale, una cosa bella, ora questo Cartier è bello, è in oro, viene da Parigi, ma è un occhiale che ce l'hanno cane e pocci, scusi, io voglio una cosa che non l'ha venuto, se lei non ce l'ha me ne vado. No, dice, guardi, se lei ha la bontà di attendere 5 minuti, forse ho quello che fa per lei. L'otto manca 5 minuti, dopodiché ritorna e porta con sé uno scrigno. Vivo si muove, sì. Buonasera, tutto a posto? Che è suo, signore? Ogni tanto c'era un angoppo, un dei coste che io vero sito, che stavo dando là, perché lei Metalia pare che vista a Pacepio, io sono. Non è che tutto a posto, sì. Oh, lo scrigno, l'ottico, scende lo scrigno, apre, era arruggiato, no? Non era iettato, e tira fuori un occhiale, un occhialino, se vediamo un po' che mi presta il suo occhiale per favore. Venga, facciamo un applauso al nostro amico che sta in prima fila perché lui è
Segretario del Consiglio Pastorale. Segretario del Consiglio Pastorale. Ne stiamo mettendo un devai? No. Non lo so, Mi no, auguro, no. vabbè. Non credo perché la barzelletta è carina. Comunque Sì. Elio, Elio, adesso vediamo. sì, Elio, Elio. di qua. Sì. Santa Maria la Stella. Consiglio come? Acireale. Lontano, a Cireale. Sì. No, Santa Maria la Lo Stella. sai che no, qui siamo a Cire- metà, ci Certo, sono qua Antonio, Cireale, lei sì. del lato Cireale. Lato piazza, lui è lato piazza. Ho capito. sì. Vabbè. Esce l'occhiale, l'ottico, Sì. dallo scrigno, un occhialino semplice, un occhiale... Semplice, sì. Ma vi passa il consiglio pastorale questo occhiale? Che non c'è marca, non c'è niente. Vabbè. Chiedo che è, insomma, vabbè. Com'è? Però l'altra cosa sta fedendo, Elio, la pulizia di dentro ogni tanto, che non vorrei che lei poi, siccome qua siamo lato, chi sa che è lato Cireale? Qua siamo a Cireale. Quindi Sì. lei è convinto che da sto lato c'è nebbia? No, sull'occhiale che stanno fedendo, lo sa lei questo, sì. Vabbè. Vabbè, fermi che sennò le disgrazie da lauce. Vabbè, esce l'occhiale. Sì. Signore, questo per lei 25.000 euro. Quando 25.000 euro, lei voleva un occhiale particolare? No, dice, un prezzo buono. Dice, ma scusi, che cosa hanno di particolare? Tutti questi soldi, dice, che cosa hanno di particolare? Venga fuori con me. Lo fa uscire dal negozio. Ci vede la signorina seduta in piazza lì sulla panchina? Dice sì, metta gli occhiali. Se si mette gli occhiali, Elio, che tu a me non mi sta venendo a sto momento, giusto? E per forza, l'occhio solo io in mano. Momento che ora ci ritorno. Si mette gli occhiali, il viro decalata è normale? È normale, sì. Mi metto il chiarere e mi scando cabocco dal attento, palco. sì, stai capito? attento. No, il viro proprio tutta una calatura, stai impazzendo. Guarda la signorina in piazza sulla panchina, la guarda meglio ed esclama: Indione. No, è un'espressione di meraviglia. Si può dire, questo si può dire. Al nord avrebbero detto per bacco, Certo. per dinci, per dindirindina, ma vogliamo mettere con Indione che vuol dire tutto cose? No, c'è una parola, ne insieme abbiamo il dono della sintesi, no? Guarda la signorina ed esclama in perfetto latino: Indione. Anura, signor... Senta, come si chiama questo? Signor Ottoco! Signor Ottoco, avvicinarsi 5 minuti che la cosa è trobbola. Trobbola dall'inglese trouble. Trouble, sì. La signorina è Anura, nuda completa, ma carabone, vestuta. Anura, vestuta. Sì, ma mica Anura però, guarda che bella sta cosa. Anura, vestuta, Anura, ma sa perché sono belli questi occhiali? Quando disse che avevano 25.000 euro, mi gatto, come moglie sarita, no, ma deve essere una mascialare, ci fa l'assegno da 25.000 euro, parte per la casa di gusto, sale le scale in tutta fretta, si ferma sul pianerottolo, apre la porta di casa, si insaia gli occhiali, arriva un dosolotto, e che trova un dosolotto, sua moglie sarita, cosa è che si collega al brigadiere dei carabinieri, tutto lui assettato in do divano, tutto lui a Nura. Sarita, brigadiere, Anura, e che mi fotteni i soldi? Grazie, facciamo un applauso. Grazie, a Elio. Giuseppe, grazie, Mi ha prestato Elio. gli occhiali. Elio, grazie, guardi, glieli Puoi ricordo venirti a subito. riprendere gli occhiali. Ovviamente abbiamo scherzato un po', io Sì, vabbè. ho detto che stavano fedendo, invece stavano fedendo, che è vero? No, per dire, no, scherziamo, tutto a posto, aggiornavo, Sì. vero? Aggiornavo. Che mi verrà Nura? No, mi auguro di no, perché sennò... Vabbè, no, abbiamo scherzato, io ho detto che erano pesanti, ma era solo per far ridere, no, rassicuriamo tutti quanti, non sono pesanti, ci mancherebbe, no. Che non si prende un pastore tedesco, Elio, no? Faccia lei, vabbè, lasciamo Grazie, stare. ci vediamo dopo. A Giuseppe dopo, Castiglia, ciao, grazie, buon primo ospite di divertimento. questa nostra ricchissima serata.